Basta leggere i nominativi, gli anni di nascita. Noi stiamo lavorando non solo nel Veneto ma anche sul piano nazionale, facendo una politica che guarda sicuramente al futuro, alle nuove generazioni, all'ambiente. Una proposta politica che include molti giovani candidati, mantenendo le radici ben salde nella tradizione liberale e democratica. Si chiama Più Veneto in Europa, la lista che alle elezioni regionali si schiera a sostegno della candidatura di Arturo Lorenzoni ed oltre a Più Europa vede nelle sue liste candidati liberali e di Volt, movimento politico paneuropeo con una spiccata presenza delle nuove generazioni. Ci sono determinati principi che rimangono nel passato, nel presente e nel futuro. La tutela dei diritti civili, la tutela dello credere allo Stato di diritto, credere a una democrazia rappresentativa, credere certamente in uno Stato liberale dove può essere tutelata e anche agevolata l'iniziativa privata, ma senza mai lasciare indietro nessuno. Questo è sempre stato, senza mai lasciare indietro nessuno. Il ruolo dei liberali in Italia dal dopoguerra adesso è stato sempre un ruolo che erano sempre presenti alla difesa delle istituzioni e oggi ancora più importante, in un momento in cui c'è una deriva sovranista di destra, da Venezia alla regione, la nostra presenza. Lo sviluppo e il rispetto dell'ambiente sono un connubio non solo auspicabile, ma senz'altro possibile e rappresentano uno dei cardini del programma elettorale. L'essere ambientalista, soprattutto per i ragazzi che partecipano a Più Europa a volte, non vuol dire essere contro l'innovazione e contro il progresso. Ti faccio l'esempio del G5, noi siamo ambientalisti ma non ci fa paura il G5, per cui è più una scelta di ambientalismo che è più rivolta ai verdi per esempio tedeschi. Noi sulla questione ambientale la riteniamo centrale.